I poli per l'infanzia sono previsti da uno dei decreti legislativi di attuazione della buona scuola e prevedono la cooperazione e l'integrazione, infatti la denominazione precisa è proprio poli integrati per l'infanzia, prevedono l'integrazione delle strutture educative o ricreative che si occupano della sezione 0-6 anni. Per quanto riguarda la Regione Veneto, nel novembre del 24 una delibera regionale ha istituito la possibilità per le scuole pubbliche o private di iscriversi ai poli regionali per l'appunto per l'infanzia. E il nostro istituto comprensivo, l'Istituto Comprensivo di Volpago del Montello, ha colto immediatamente l'occasione per formalizzare ciò che in realtà da diversi anni è una pratica educativa, cioè la contiguità di esperienze con il nido comunale La Mongolfiera. Questo progetto educativo va avanti da tanto tempo, sia perché c'è la possibilità fisica di contiguità degli spazi, sia soprattutto perché si è trovato un terreno fertile tra le insegnanti della scuola dell'infanzia e le educatrici del nido per condividere tante progettualità. Citerò chiaramente solo l'Outdoor Education che ci contraddistingue come istituto comprensivo. L'Outdoor Education è una pratica educativa ministeriale, siamo infatti iscritti alle avanguardie educative per il Ministero e rappresenta la possibilità di uscire dalla scuola. Ovviamente si esce in natura grazie alle risorse del territorio, in primis il Bosco del Montello, ma si esce anche dalla scuola, quindi con attività di diverso genere. Diciamo quindi che questa esperienza ormai radicata nel tempo ha permesso al nostro istituto comprensivo di percorrere questa strada verso l'iscrizione ed è stata sentita dalle insegnanti come un processo naturale, quindi non come un'imposizione, ma come diciamo un punto di arrivo per formalizzare quello che diciamo prima, cioè delle pratiche educative che già esistevano. Oggi, a distanza di un anno dall'inserimento nei poli, la nostra registrazione ufficiale infatti è avvenuta nel novembre 2025. È stato un traguardo importante sia per il percorso che abbiamo svolto insieme ad altri attori, in primis chiaramente il Nido, la GD Educa, che è la cooperativa che gestisce il Nido, all'amministrazione comunale, a tutti gli attori che hanno contribuito alla nostra iscrizione, motivo di orgoglio soprattutto perché attualmente siamo l'unica scuola pubblica iscritta ai poli per l'infanzia della provincia di Treviso e ci auguriamo che il nostro esempio possa servire alle altre scuole pubbliche perché possano seguire questo percorso. Il nome del polo scelto dalle insegnanti è proprio Insieme in Cammino e credo che renda bene l'idea di un percorso che si pratica tutti insieme e ha come unico obiettivo un progetto educativo su un ampio raggio che non si ferma al termine dell'esperienza del nido o al termine della scuola dell'infanzia, ma che prosegue e accompagna i bambini e i genitori per il raggiungimento del benessere.